La collega Barracciu per la precisione nell'aver fornito in aula dati certi per quanto riguarda appunto la spesa della scuola in Italia. Comunque personalmente ritengo che la scuola come la sanità non siano monetizzabili, in quanto sono entrambi indici di civiltà dei popoli, per cui i bilanci, visto che siamo costretti a farli, quando si fanno dovrebbero essere molto generosi e non contemplare alcuna mortificazione, contrariamente invece alla politica che si sta consumando in Italia sui tagli sia alla sanità che alla scuola. Ora, nel corso del dibattito, non ancora concluso sulle riforme istituzionali, in quest'Aula è echeggiato il concetto secondo cui per il popolo sardo, con la sua storia, cultura, lingua, tradizioni etnica, è la piattaforma continentale che definisce i confini della Sardegna, è da considerarsi proprio per definizione una nazione che può liberamente, in modo democratico e pacifico, costruire il suo percorso di autodeterminazione e di indipendenza. Questo concetto, cosa di grande merito, non dovrebbe avvenire se non è supportato dal diritto inalienabile sancito dalla Costituzione italiana all'istruzione, alla cultura e ad una migliore qualità della vita per i sardi. Quindi il diritto allo studio per i nostri giovani e non solo deve espletarsi nella possibilità per tutti i sardi di ambire ai livelli più alti di istruzione, dalle scuole materne sino all'istruzione post-universitaria. Ma se si tagliano le classi scolastiche, si taglia il livello occupazionale degli insegnanti e del personale non docente, se nell'università la ricerca non è più finanziata, se non esistono i trasporti a prezzi accessibili a tutti, se non esistono i supporti per gli alloggi come case dello studente e pensionati, questo diritto non è più esigibile e diventa di fatto un privilegio per pochi, cioè per i soliti noti. Per cui chiediamo dove siano i diritti costituzionali per i sardi, vista l'assenza cronica dello Stato italiano in Sardegna. Ovviamente un'assenza sempre sui diritti dei sardi, così come è stato accennato ieri sera nel corso del dibattito, ma io direi pure che lo Stato è normalmente assente e quando è presente ci riserva la priorità assoluta, come nel caso ad esempio della militarizzazione del territorio, proposte di centrali nucleari e così via. Dalla fine degli anni 60 agli anni 70 e 80 si sviluppò in Sardegna un fortissimo movimento giovanile di richiesta di diritto allo studio e successivamente di diritto al lavoro. Furono lotte di massa dove molti studenti, impegnandosi, pagarono anche di prima persona la repressione di una società ottusa, ben pensante e cieca di fronte ai diritti delle collettività. Questo movimento comunque vinse e unendo la popolazione, dagli studenti agli insegnanti, agli operai, ai pastori, riuscì, coinvolgendo comuni, province e regione, a far sì che questo diritto venisse applicato, quindi con scuole decentrate, con sussidi agli studenti meritevoli e con servizi come gli autobus tali da garantire la frequenza ordinata nei vari siti scolastici. Lo stesso avvenne nelle università, a cui grazie a questi servizi incominciarono ad accedere pure i figli delle classi piccolo-borghesi, le classi operaie e contadine. In quegli anni personaggi politici del calibro del presidente Mario Melis erano di casa fra gli studenti di Nuoro e non solo a Nuoro, a supportare e garantire il successo di queste lotte con adeguati interventi legislativi regionali. Oggi la cosiddetta riforma Gelmini, che io definirei meglio riforma dei tagli amministrativi per batter cassa, e controriforma culturale oscurantista, tende di fatto a ricreare una scuola per privilegiati e come tale culturalmente classista. Tutte le conquiste che hanno migliorato culturalmente i sardi oggi vengono nuovamente negate. Oggi basta affacciarsi alle finestre di questo palazzo, anche adesso, o ad aprire i quotidiani sardi per capire lo stato di disagio economico, di abbandono culturale e di chiusura fisica degli edifici scolastici. Un popolo che non investe nella scuola, nel futuro tecnico-culturale delle nuove generazioni è destinato a scomparire culturalmente, ad essere subalterno e fornire giusto braccia per i lavori precari. Questa è la logica della globalizzazione mondiale e del neocolonialismo.
una logica che interpreta il diritto allo studio in termini di quadratura di bilancio, di abbandono della scuola pubblica, per finanziare, come agli inizi del Novecento, la scuola privata, magari quella cattolica confessionale che si è rivelata la grande privilegiata all'interno di quest'Aula, e non facciamo nomi perché ormai non ripetiamoci, tutti sappiamo. Ad oggi la sudditanza del nostro assessorato alla cultura, sostenuta dai pareri finanziari autorevoli dei vari assessorati e dallo stesso Presidente della Giunta, hanno dimostrato anche in questa occasione uno stato di totale assoggettamento alla Ministra Gelmini e al Premier Berlusconi, che bontà sua si definisce sardo pure lui. Tutto questo, cari colleghi e cari assessori e Presidente, si consuma sulla pelle dei sardi. Anche i Savoia si definivano sardi ed erano orgogliosi di impiccare e reprimere i moti angioini, le sollevazioni popolari per il prezzo del grano, contro le leggi delle chiudende, contro l'abolizione prospettata dai piemontesi, diventati poi il Regno d'Italia, delle terre comuni ad uso civico. La storia si ripete. Il regno non era piemontese ma era sardo-piemontese. Anche allora la scuola sarda era d'élite, quindi preclusa la maggioranza dei sardi. Ma giusto per rinfrescare la storia, ricordiamo che il regime fascista impose il taglio della lingua sarda nelle scuole e in tutti gli uffici pubblici, un retaggio culturale che purtroppo continua a persistere nonostante la grande campagna identitaria, ma qui le mode si consumano con facilità. Quindi campagna identitaria per la riappropriazione e l'applicazione della lingua sarda, che è la parte fondante del nostro essere. Assessore Emilia, non stonerebbe a questo punto una sua relazione esplicita sulle motivazioni che hanno ispirato i tagli radicali alla lingua sarda. Non possiamo permettere che si ripetano vecchi errori che ci hanno discriminato in passato, prima della scolarizzazione ampia degli anni '60. Non possiamo permettere, Assessore, che si decreti la morte della cultura, del diritto allo studio dei nostri figli e del diritto al lavoro di migliaia di sardi. Di fronte a questo reale pericolo, e lo dicono le statistiche, dobbiamo reagire, aprendo ancora di più la scuola a partire dai più deboli, dai portatori di handicap, dando l'assistenza dovuta e garantita dai dettami costituzionali e dalle regole etiche di una società equa e civile. Com'è possibile fermare il cosiddetto spopolamento, anche questo è un argomento che va per la maggiore, delle zone interne e dei piccoli comuni, quando fra vari servizi che si chiudono si chiude per prima e con molta leggerezza una scuola. La scuola è un luogo di culto laico. E con la chiusura delle scuole non solo si deportano le popolazioni nelle grandi città costiere, ma si abbandonano alla disperazione le nostre economie agropastorali, come se non bastasse il resto. Sapete quanto me del tentativo di chiudere non solo diverse scuole professionali agrarie, ma persino la facoltà di veterinaria di Sassari, istituto di eccellenza, è indispensabile per supportare i nostri pastori nelle loro attività quotidiane, per non parlare degli agricoltori in mano ai faccendieri delle sementi modificate, quindi transgeniche. Cerchiamo di essere coerenti, perché a noi è data la grande responsabilità di decidere del nostro popolo e della nostra nazione. Qua dentro, se vogliamo, possiamo veramente bloccare la desertificazione delle zone interne e far rinascere con la cultura il progresso e la prosperità per i nostri giovani e le nostre popolazioni. Basta essere coerenti e conseguenti. Una scuola che si chiude, dei servizi inefficienti e costosi, sono oggi dei colpi mortali alle nostre economie interne. Non possiamo permetterci di perdere neanche un posto di lavoro in nessuna scuola, dalla materna all'università. Caro Assessore, le chiediamo di prendere il coraggio e passi alle cronache e magari alla storia per essere quell'assessore alla cultura che in Sardegna ha detto no al genocidio culturale ed economico a cui la Gelmini vuole portare il popolo sardo. Non sia accondiscendente ai poteri romani né a quelli vaticani, così sensibili e interessati alla privatizzazione della scuola. Sia un sardo libero e promuova un piano straordinario per l'occupazione degli insegnanti e del personale scolastico.
per la permanenza, la ristrutturazione e la messa in sicurezza delle scuole primarie e secondarie in tutti i comuni dove già esistono. In questo modo si crea davvero una nuova stagione di occupazione nell'edilizia e nella ristrutturazione scolastica per centinaia di imprese sarde e per migliaia di artigiani, dando una reale possibilità di affrancamento sociale ed economico ai figli più umili della Sardegna.